Siamo usciti dalle nostre case e abbiamo affrontato l'oscurità e il freddo, guidati da un'attesa, da un desiderio. Apriamoci, fratelli e sorelle, alla dolcezza e alla forza di questo evento. Dio si è fatto uomo, è venuto a salvarci. Insieme al coro degli angeli, anche noi acclamiamo nel cuore di questa notte: sia gloria a Dio nell'alto dei cieli, perché in Gesù viene a noi la salvezza dell'uomo e sia pace in terra agli uomini amati dal Signore. Perché in Gesù possiamo riconoscerci figli di uno stesso Padre Celeste. Preghiamo in questa notte santa il piccolo infante di Betlemme, perché ci liberi dalla pandemia che da mesi ci sta attanagliando e affidiamogli tutti coloro che soffrono colpiti dal virus. Con il canto Venite fedeli accogliamo la processione d'ingresso. Subito dopo il canto il diacono canterà la callenda, l'antico elogio dalla nascita di Gesù, collocandola nel suo contesto storico.
Ottavo giorno prima delle calende di gennaio, luna decima. Trascorsi molti secoli dalla creazione del mondo, quando in principio Dio creò il cielo e la terra e plasmò l'uomo a sua immagine. E molti secoli, da quando dopo il diluvio l'Altissimo aveva fatto risplendere tra le nubi l'arcobaleno, segno di alleanza e di pace. 21 secoli dopo che Abramo, nostro padre nella fede, migrò dalla terra di Ur dei Caldei. 13 secoli dopo l'uscita del popolo di Israele dall'Egitto, sotto la guida di Mosè. Circa 1000 anni dopo l'unzione regale di Davide, nella 65esima settimana, secondo la profezia di Daniele, all'epoca della 194esima Olimpiade, nell'anno 752 dalla fondazione di Roma, nel 42esimo anno dell'impero di Cesare Ottaviano Augusto, mentre sulla terra regnava la pace, Gesù Cristo, Dio eterno e Figlio dell'Eterno Padre, volendo santificare il mondo con la sua piissima venuta, concepito per opera dello Spirito Santo, trascorsi 9 mesi. Nasce in Betlemme di Giuda, dalla Vergine Maria, fatto uomo. Natale di nostro Signore Gesù Cristo, secondo la carne. Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. La pace sia con voi. Cari fratelli e sorelle, benvenuti a questa celebrazione. Tradizionalmente la celebrazione in nocte da qualche decennio veniva celebrata a mezzanotte. Ci sono state epoche diverse, oggi per necessità che ben conosciamo l'abbiamo anticipata e tuttavia siamo già in nocte. E il canto solenne della calenda, di cui ringrazio Davide perché erano tanto tempo che non si sentiva, ha collocato questa nascita dentro la storia dell'umanità, dentro il progetto di Dio. Ci prepariamo a vivere questa celebrazione con riconoscenza. Il Verbo si è fatto carne, dirà il Vangelo di Giovanni.
il Verbo, il Figlio eterno di Dio, è venuto a condividere la nostra vita mortale, per amore nostro e per nostra salvezza. Prepariamoci ad accogliere la parola, l'annuncio gioioso di questa nascita e a viverlo interiormente e con l'impegno della nostra vita. Per essere più degni, prepariamoci chiedendo umilmente il perdono del Signore. Signore, Figlio di Dio che nascendo da Maria Vergine ti sei fatto nostro fratello, Kyrie eleison. Cristo, Figlio dell'uomo che conosci e comprendi la nostra debolezza, Christe eleison. Signore, Figlio primogenito del Padre, che fai di noi una sola famiglia, Kyrie eleison. E Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Gloria in excelsis Deo. Laudamus Te. Adoramus Te. Gratias agimus Dei, propter magnam gloriam Tuam. Domine Filii unigenite, Iesu Christe. Qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Qui sedes ad dexteram Patris, miserere nobis. Tu solus Dominus, cum Sancto Spiritu, in gloria Dei Patris. Preghiamo. O Dio che hai illuminato questa santissima notte con lo splendore di Cristo, vera luce del mondo, concedi a noi che sulla terra contempliamo i suoi misteri di partecipare alla gloria del cielo
Egli è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Dal libro del profeta Isaia. Il popolo che camminava nelle tenebre ha visto una grande luce. Su coloro che abitavano in terra tenebrosa una luce rifulse. Hai moltiplicato la gioia, hai aumentato la letizia. Gioiscono davanti a te come si gioisce quando si miete e come si esulta quando si divide la preda. Perché tu hai spezzato il giogo che lo opprimeva, la sbarra sulle sue spalle e il bastone del suo aguzzino, come nel giorno di Madian. Perché ogni calzatura di soldato che marciava rimbombando e ogni mantello intriso di sangue saranno bruciati, dati in pasto al fuoco. Perché un bambino è nato per noi, ci è stato dato un figlio. Sulle sue spalle è il potere e il suo nome sarà Consigliere mirabile, Dio potente, Padre per sempre, Principe della pace. Grande sarà il suo potere e la pace non avrà fine sul trono di Davide e sul suo regno, che egli viene a consolidare e rafforzare con il diritto e la giustizia, ora e per sempre. Questo farà lo zelo del Signore degli eserciti. Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. Cantate al Signore un canto nuovo, cantate al Signore, uomini di tutta la terra, cantate al Signore, benedite il suo nome. Annunciate di giorno in giorno la sua salvezza, in mezzo alle genti narrate la sua gloria, a tutti i popoli dite le sue meraviglie. Oggi è nato per noi il Salvatore. Gioiscano i cieli, esulti la terra, risuoni il mare quando racchiude, sia in festa la campagna e quanto contiene, acclamino tutti gli alberi della foresta. Per noi il davanti al Signore che viene, sì, egli viene a giudicare la terra, giudicherà il mondo con giustizia e nella sua fedeltà i popoli.
Dalla lettera di San Paolo Apostolo a Tito. Figlio mio, è apparsa la grazia di Dio che porta salvezza a tutti gli uomini e ci insegna a rinnegare l'impietà e i desideri mondani e a vivere in questo mondo con sobrietà, con giustizia e con pietà, nell'attesa della beata speranza e della manifestazione della gloria del nostro grande Dio e Salvatore Gesù Cristo. Egli ha dato se stesso per noi, per riscattarci da ogni iniquità e formare per sé un popolo puro che gli appartenga, pieno di zelo per le opere buone. Parola di Dio. Cristo Signore. Alleluia, alleluia, Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Dal Vangelo secondo Luca. In quei giorni un decreto di Cesare Augusto ordinò che si facesse il censimento di tutta la terra. Questo primo censimento fu fatto quando Quirinio era governatore della Siria. Tutti andavano a farsi censire, ciascuno nella propria città. Anche Giuseppe, dalla Galilea, dalla città di Nazaret, salì in Giudea, alla città di Davide, chiamata Betlemme. Egli apparteneva infatti alla casa e alla famiglia di Davide. Doveva farsi censire insieme a Maria, sua sposa, che era incinta. Mentre si trovavano in quel luogo, si compirono per lei i giorni del parto. Diede alla luce il suo figlio, primogenito, lo avvolse in fasce e lo pose in una mangiatoia, perché per loro non c'era posto nell'alloggio. C'erano in quella regione alcuni pastori che, pernottando all'aperto, vegliavano tutta la notte, facendo la guardia al loro gregge. Un angelo del Signore si presentò a loro e la gloria del Signore li avvolse di luce. Essi furono presi da grande timore, ma l'angelo disse loro: «Non temete, ecco, vi annuncio una grande gioia che sarà di tutto il popolo. Oggi, nella città di Davide, è nato per voi un Salvatore, che è Cristo Signore. Questo per voi il segno: troverete un bambino avvolto in fasce, adagiato in una mangiatoia». E subito apparve con l'angelo
una moltitudine dell'esercito celeste che lodava Dio e diceva: Gloria a Dio nel più alto dei cieli e sulla terra pace agli uomini che Egli ama. Parola del Signore. Diede alla luce il suo figlio primogenito, lo avvolse in fasce e lo pose in una mangiatoia. Questa immagine del bambino avvolto in fasce e deposto nella mangiatoia colpisce. Certo, oggi credo che ben pochi di noi abbiano visto una mangiatoia vera e propria, ma le mangiatoie, le greppie, le gruppie a casa mia, non so come si dicessero qui, non erano certo un luogo accogliente per un neonato. Abbiamo fatto della poesia, ma colpisce profondamente se ci pensiamo. Colpisce soprattutto per la sua totale semplicità, questa immagine. Il particolare che più meraviglia è l'assenza di ogni tratto meraviglioso, che poi nei nostri presepi l'abbiamo anche messo, ma non c'era. I pastori sono sì avvolti e intimoriti dalla gloria di Dio che annuncia loro quanto è avvenuto, ma paradossalmente il segno che ricevono è incredibilmente povero e semplice. Troverete un bambino avvolto in fasce, deposto in una mangiatoia. E quando giungeranno a Betlemme non vedranno altro che questo, un bambino deposto sulla mangiatoia. Una realtà, se ci pensiamo, un po' di fantasia, ma non troppa, del tutto simile a quella davanti alla quale vengono a trovarsi talvolta i marinai delle navi nel mare di Sicilia che soccorrono i barconi dei migranti, trovano delle mamme che hanno partorito la loro creatura proprio in quella situazione. La meraviglia del Natale sta qui. Senza la rivelazione degli angeli noi non capiremmo mai che quel bambino, partorito in un luogo di fortuna e deposto in una mangiatoia, è il Signore. C'è bisogno di questa parola. Altrimenti è come uno dei tanti bambini che nascono così come in passato anche oggi. E però contemporaneamente senza quel bambino deposto nella mangiatoia noi non capiremmo mai il vero volto del nostro Dio. È interessante questi due aspetti. Senza la parola degli angeli non capiremo che quel bambino è il Signore, ma senza quel bambino deposto nella mangiatoia non capiremo mai il volto del Signore. Abbiamo bisogno anzitutto degli occhi della fede, occhi illuminati dalla parola di rivelazione, e quella degli angeli è proprio parola di rivelazione. Abbiamo bisogno degli occhi della fede, dico, per riconoscere in quel bambino il Messia promesso. E pensiamo a questo riguardo a quanta fede dovette avere Maria, sua madre. Perché noi pensiamo alla fede dei pastori, ma
pensiamo anzitutto a quanta fede dovete avere Maria, sua madre. Sarà grande e verrà chiamato figlio dell'Altissimo, il Signore Dio gli darà il trono di Davide. Si era sentita dire così dall'angelo e nasce in una stalla, deposto in una mangiatoia. C'era stata una parola, però quanta fede per continuare a credervi di fronte a quella che pareva realisticamente la smentita di tutte le parole dell'angelo. Maria credette. Ci vogliono gli occhi della fede, illuminati dalla parola. E d'altra parte, che Gesù, il Figlio eterno di Dio, il Salvatore, sia nato in queste condizioni, che la lieta notizia della sua nascita venga annunciata per primi ai pastori, che erano proprio gli ultimi della società, non deve comunque sorprendere. È semplicemente una chiara anticipazione, un segno anticipatore del futuro comportamento di Gesù, che nel suo ministero avrebbe privilegiato poveri, pubblicani e peccatori e che avrebbe concluso la sua vita morendo nudo appeso a una croce. Dio nella piccolezza, Dio nella debolezza. E questo è il messaggio, se ci rendiamo conto, provocante, estremamente provocante. È la forza dirompente del Natale che ci rivela il vero volto di Dio, la vera gloria di Dio, che è la condiscendenza. L'uomo vuole salire, comandare, prendere. Dio vuole invece scendere, servire, donare. È il nuovo ordinamento delle cose e del cuore che ci viene annunciato in questo evento del Natale, che inevitabilmente dovrà avere delle conseguenze anche nella nostra vita. Quest'anno potremo forse guardare con uno sguardo nuovo al bambino del presepio, perché il messaggio che ho ricordato vale per ogni anno. Quest'anno c'è qualcosa di nuovo dentro i nostri occhi e dentro il nostro cuore. Questo bambino che contempliamo nel presepio presenta i tratti e i volti della fragilità, l'abbiamo appena ricordato. Quella fragilità che sempre ci accompagna nella nostra vita umana e che però noi, comprensibilmente, facciamo di tutto per controllare e per nascondere, ma che qualche volta, come sta avvenendo in questa situazione di pandemia mondiale, emerge prepotentemente, tragicamente. In questo tempo tutti ci siamo accorti di essere fragili, vulnerabili, di essere esposti al male, ci siamo resi conto del peso della morte. Ebbene, Dio ha scelto di farsi vedere così. Dio ha scelto di farsi incontrare così. La storia della redenzione poteva cominciare da un altro momento più solenne, di successo, di gloria. Invece Dio sceglie di farsi vedere fragile come un bambino, un neonato. Se Dio non si è vergognato di farsi vedere così, perché dovrei vergognarmi io della mia debolezza, della mia fragilità, della mia vulnerabilità? Forse dobbiamo ripartire proprio da qui, dall'attuale consapevolezza profonda, dolorosa della nostra vulnerabilità. Essa può essere vissuta certamente, e a volte lo è, con rifiuto e rabbia, oppure con superbia e con la presunzione di superarla una volta per sempre con la scienza, con la tecnica. Ma tutto questo alla fin fine risulterebbe irrimediabilmente sterile.
Ma questa vulnerabilità, questa esperienza che stiamo vivendo in questo momento può essere vissuta anche con umiltà e con fiducia, con la consapevolezza che le nostre sole risorse non ci bastano, né ora né mai, e che abbiamo bisogno di essere aiutati e salvati da qualcun altro. Ed è proprio a questa intuizione, un'intuizione che qualche volta può sembrarci una pura fantasia e che tuttavia persiste, almeno nel profondo del nostro cuore, è a questa intuizione che abbiamo bisogno di essere salvati da qualcun altro che va incontro il gioioso annuncio del Natale. Oggi è nato per noi un Salvatore. Dio è venuto a portare non solo il perdono, ma molto di più. È venuto a portare se stesso, luce nel buio, fiamma nel freddo, amore nell'indifferenza. Egli è venuto a portare il soffio divino nel respiro di ogni uomo e di ogni donna, la vita stessa di Dio in noi è venuto a portare, come dice quel famoso ritornello di un canto che risale alla teologia più antica: Dio si è fatto come noi per farci come Lui. Sintesi ultima del Natale, vertigine, se ci pensiamo, di bellezza e di speranza. E sulla terra pace agli uomini amati dal Signore, cantavano gli angeli. Certo, ci può essere pace, anzi, ci sarà di sicuro. I violenti faranno di tutto per distruggerla, ma la pace, dono di Dio, tornerà come una primavera che non si lascia sgomentare dagli inverni della storia. Non respingiamo, cari fratelli e sorelle, non respingiamo questa gioiosa notizia, magari col pretesto che sembra troppo bella. Non respingiamo questo dono che ci viene realmente fatto, la vita di Dio in noi. Questo è il dono che Gesù è venuto a portarci, la vita di Dio non semplicemente accanto a noi, ma in noi. Accogliamolo in modo che il nostro vuoto sia riempito non di cose che passano, ma dalla pienezza di vita e di amore che Gesù, ancora una volta, senza mai stancarsi della nostra umanità, ci offre. Ci alziamo in piedi. Rinnoveremo ora la nostra professione di fede. Durante le parole che ricordano l'evento dell'incarnazione che oggi celebriamo, ci metteremo in ginocchio per qualche istante. Credo in un solo Dio, creatore del cielo e della terra, di tutte le cose visibili e invisibili. Credo in un solo Signore Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli, Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero, generato, non creato, della stessa sostanza del Padre. Per mezzo di Lui tutte le cose sono state create, per noi uomini e per la nostra salvezza discese dal cielo. E però lo Spirito Santo si è incarnato da Vergine Maria e si è fatto uomo. Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato,
salito al cielo, siede alla destra del Padre, e di nuovo verrà nella gloria per giudicare i vivi e i morti, e il suo regno non avrà fine. Credo nello Spirito Santo, che è il Signore e dà la vita, e procede dal Padre e dal Figlio, e con il Padre e il Figlio è adorato e glorificato, e ha parlato per mezzo dei profeti. Credo la Chiesa, una, santa, cattolica e apostolica. Professo un solo battesimo per il perdono dei peccati, e aspetto la risurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà. In questa notte santa noi portiamo davanti a te, nostro Dio, desideri più nobili che abitano nel profondo dei cuori. Il tuo Figlio è entrato nella nostra storia per camminare con noi e condividere le nostre vicende. Pieni di fiducia innalziamo a te la nostra preghiera e ti chiediamo: donaci la tua pace, o Signore. In questa notte, silenziosa come ogni notte, ricordati, Signore, della tua Chiesa. Non si stanchi di annunciare e di vivere il Vangelo e di accogliere i poveri come fratelli. Preghiamo. Donaci la tua pace, Signore. In questa notte, misteriosa come ogni notte, ricordati, Signore, di tutti quelli che cercano il tuo volto e compiono la tua volontà, secondo progetti di equità e con azioni di condivisione. Sostieni il loro cammino. Preghiamo. Donaci la tua pace, Signore. In questa notte, discreta come ogni notte, ricordati, Signore, dei nostri paesi e delle nostre città. Realizza i desideri di chi prende a cuore la sorte dei più deboli e svantaggiati. Preghiamo. Donaci la tua pace, o Signore. In questa notte, oscura come ogni notte, ricordati, Signore, di chi si sente abbandonato alla sua esistenza sfortunata, ai suoi fallimenti e ai suoi sbagli. Ispira dovunque gesti di compassione e di ospitalità. Preghiamo. Donaci la tua pace. In questa notte, insondabile come ogni notte, ricordati, Signore, delle nostre famiglie. In onda di un soffio nuovo di vitalità e di tenerezza, coloro che sono rassegnati, disillusi, amareggiati. Apri i loro cuori alla tua bontà. Preghiamo. Donaci. Signore, ci accorgiamo che i nostri sogni più belli sono anche i tuoi, ma noi non siamo capaci di realizzare cambiamenti così profondi. Vieni, Signore, con la forza piena del tuo amore e mostrati quale sei, il Dio che porta la storia degli uomini verso un avvenire insperato. In Gesù, il tuo Figlio, per tutti i secoli dei secoli. Amen. La liturgia di questa notte ci fa riscoprire la grande gioia che abita nel nostro cuore e nel cuore della storia. È la gioia che ci viene dal Figlio di Dio, che in Gesù si è fatto uomo per noi. Con gratitudine allora portiamo all'altare il pane e il vino. Sono l'offerta della nostra umanità al Padre perché Egli continui a donarci in questi segni la vita stessa di Cristo, che continua a visitarci con la sua presenza.
ricevuto questo pane, frutto della terra. Pregate, fratelli e sorelle, perché questa nostra famiglia radunata dallo Spirito Santo nel nome di Cristo possa offrire il sacrificio gradito a Dio, Padre Onnipotente. Il Signore riceva dalle mani questo sacrificio, a lode e gloria del suo nome, per il bene nostro e di tutta la sua santa Chiesa. Ti sia gradita, o Padre, la nostra offerta in questa notte di luce e per questo santo scambio di doni trasformaci in Cristo tuo Figlio che ha innalzato l'uomo accanto a te nella gloria, per Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Signore Padre Santo, Dio onnipotente ed eterno.
Nel mistero del Verbo incarnato è apparsa agli occhi della nostra mente la luce nuova del tuo fulgore, perché conoscendo Dio visibilmente, per mezzo di Lui siamo conquistati all'amore delle realtà invisibili. E noi, uniti agli angeli e agli arcangeli, ai troni e alle dominazioni e alla moltitudine dei cori celesti, cantiamo con voce incessante l'inno della tua gloria. I cieli e la terra sono pieni della tua gloria. Osanna, Osanna, Osanna nell'alto dei cieli. Benedetto colui che viene nel nome del Signore. Osanna, Osanna, Osanna nell'alto dei cieli. Veramente santo sei tu, o Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza e ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo.
Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra e qui convocata nella notte santissima in cui la Vergine Maria diede al mondo il Salvatore. Rendila perfetta nell'amore in unione con il nostro Papa Francesco, come è indegno tuo servo, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e nella tua misericordia di tutti i defunti. Ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe suo sposo, gli Apostoli, San Tiziano e tutti i santi che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Obbedienti alla parola del Salvatore e formati al suo divino insegnamento, osiamo dire: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare i nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. E la pace del Signore sia sempre con voi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, dona a noi
Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello. O Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto. Ci prepariamo ad accogliere il Signore Gesù, risorto e presente in mezzo a noi nel sacramento dell'Eucaristia. La Santa Comunione verrà distribuita, oltre che davanti all'altare della celebrazione, anche presso gli altari delle navate laterali. Accostiamoci con ordine al ministro più vicino.
Preghiamo. Signore Dio nostro, che ci doni la grazia di celebrare nella gioia la nascita del Redentore, fa che giungiamo con la santità della vita a condividere la sua gloria. Egli vive e regna nei secoli dei secoli. Prima della benedizione solenne conclusiva, un grande saluto a tutti coloro che ci hanno seguiti attraverso le frequenze della Tenda TV e di Radio Palazzo Carli. Tra l'altro il responsabile della Tenda TV, Federico, gli mandiamo il nostro più caro augurio di uscire quanto prima dalla quarantena in cui si trova per via del Covid. Grazie comunque per questo servizio di comunicazione e di diffusione di quanto abbiamo vissuto. A voi, cari fratelli e sorelle qui presenti, il grande augurio di un buon Natale che diventi esperienza di quella comunione di amore che Dio ci ha trasmesso venendo a condividere la nostra vita. Un messaggio di fiducia, di speranza, un messaggio anche di grande comunione e di solidarietà. In modo tutto particolare questo lo raggiunga i bambini e gli anziani e gli ammalati, e vi chiedo così di farvi tramite presso i vostri familiari o le vostre persone che conoscete di questo saluto e di questa benedizione. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Dio infinitamente buono, che nella nascita del suo Figlio ha inondato di luce questa notte santissima, allontani da voi le tenebre del male e illumini i vostri cuori con la luce del bene. Amen. Dio, che inviò gli angeli ad annunciare ai pastori la grande gioia del Natale del Salvatore, vi ricolmi della sua beatitudine e vi faccia messaggeri del suo Vangelo. Amen. Dio, che nell'incarnazione del suo Figlio ha congiunto la terra al cielo, vi conceda il dono della sua pace e della sua benevolenza e vi renda partecipi dell'Assemblea celeste. Amen. E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo discenda su di voi e con voi rimanga sempre. Glorificate il Signore con la vostra vita, andate in pace, rendiamo grazie a Dio.